La Sardegna è un'isola emersa in tempi remoti, quando ancora la vita era inesistente in tutto il pianeta. Il mare, il vento, il fuoco che nei millenni hanno modellato le sue forme sono ancora oggi elementi naturali che condizionano la vita che ospita. Ciascun popolo vanta una propria storia e custodisce le proprie tradizioni. Purtroppo, talvolta la memoria storica si perde nei meandri del tempo. In molti casi l'istinto di conservazione, una qualità innata negli esseri umani, e il desiderio di trasmettere la propria conoscenza ai più giovani permettono alle generazioni future di conoscere, capire e vivere la vita del passato. La Sardegna è una terra che, come gran parte delle regioni italiane, nel dopoguerra ha modificato il ritmo e lo stile di vita. Da una parte questo ha permesso di stare al passo con i tempi, dall'altra ha determinato la scomparsa di un mondo lontano, dove le macchine non sostituivano le mani dell'uomo. Il popolo sardo vanta una storia antica e una civiltà che per alcuni millenni è stata costretta a confrontarsi con la dura realtà di una terra povera di risorse. L'esigenza di procurarsi oggetti utili nella vita di tutti i giorni ha stimolato l'inventiva e le capacità manuali dei sardi, al punto che la produzione artigianale è sicuramente uno degli aspetti più affascinanti della Sardegna. Tale fervore creativo affonda le radici in tempi lontani, quando la pastorizia e l'agricoltura erano le principali forme di sussistenza per gran parte degli isolani. Sebbene la vita attuale sia molto lontana da quella che si viveva solo qualche decennio fa, il carattere conservatore e l'insularità della loro terra hanno permesso ai sardi di preservare numerose peculiarità della vita sociale ed economica. Fra queste, gli antichi mestieri, miracolosamente sopravvissuti e ancora praticati sia dagli artigiani che vivono nel cuore della Sardegna, lontano dal mare, che da coloro che trascorrono la loro vita lungo le coste. Tali attività, unite alle espressioni artistiche e culturali, hanno contribuito a forgiare una precisa identità etnografica. In questo documentario scopriremo soprattutto chi perpetua le antiche tradizioni artigiane in quella parte di Sardegna bagnata dal mare, dove la necessità di possedere utensili, contenitori e attrezzi per il lavoro ha stimolato l'ingegno e la creatività e ha rivelato le rare virtù degli artigiani sardi, il valore e la dote del popolo della costa. Le calde luci della sera segnano anche la fine di un'intensa giornata di lavoro. Il sole va a nascondersi all'orizzonte, offre la giusta atmosfera per un necessario riposo. Calano i venti, il mare si placa. L'isola si spegne. Le sentinelle della lunga notte solcano il buio, quasi orgogliose del fascino che le accompagna. Il nuovo giorno porta con sé l'entusiasmo della vita che si rinnova e il desiderio di creare, produrre, inventare. Fra le opere manuali dell'uomo, l'arte dell'intreccio è antichissima. Nacque probabilmente quando i primi esseri umani popolarono la terra.
Il volo planato e silenzioso di questo maestoso uccello lascia intuire che ci troviamo lungo la costa montagnosa che da Alghero conduce a Bosa. Le rocce alte e compatte spesso precipitano sul mare da grande altezza. Questo è l'habitat del grifone, uno degli ultimi avvoltoi del Mediterraneo. Un'ampia vallata interrompe il profilo montuoso dell'area. È la culla del fiume Temo, l'unico navigabile di tutta l'isola. Fondata dagli antichi mercanti fenici, la cittadina di Bosa si è sviluppata lungo le rive del mare, ma anche nell'entroterra, al riparo dagli influssi marittimi, lungo il corso del pacifico fiume che la attraversa. L'elemento acqua per i bosani da sempre è sinonimo di vita. Proprio dall'acqua e dalle attività umane ad essa collegate sono comparse tradizioni artigianali che sopravvivono da centinaia d'anni, fra queste la lavorazione a filet. Non è chiaro dove questa abbia avuto origine. La parola filet deriva dal francese, letteralmente vuol dire rete, e anche se può risultare difficile datare la sua origine, si ha la certezza che sia nata proprio dal metodo di lavorazione delle reti da pesca. I pescatori confezionavano reti di forma trapezoidale, rettangolare o quadrata, servendosi di un piccolo telaio di legno. Con un abile utilizzo delle dita, secondo una tecnica specifica, creavano le maglie servendosi di filati ruvidi, poco pregiati. Da questa naturale esigenza lavorativa è nata una delle più originali creazioni artistiche. L'idea in realtà era molto semplice e nello stesso tempo spontanea. Si trattava di copiare il sistema di intreccio delle reti che i loro mariti erano soliti compiere prima delle battute di pesca. Le donne, abili imitatrici, utilizzavano gli stessi punti di cucitura per ricamare surandadu, la rete da ricamo, anch'essa assicurata a un'intelaiatura di legno. Oh ma, mi, appite l'alzato, bene anda? Sì, sì, e noi ritirato appena tirato. Appena tirato di quello. E poi gira più sullo stavo. Cari, ci andava bene. Hanno fatto un po' zone per il 9. Ho Saldindas. Il centro, il 9, così stella in mezzo, Saldindas in giro. Sì. Tramandata di madre in figlia, la paziente lavorazione del filet talvolta si protrae per molti giorni. Il risultato sarà un merletto di grande pregio, dai delicati disegni che hanno origine da antiche simbologie religiose e da molti elementi presenti in natura, spesso legati a importanti aspetti della vita rurale come i tralci della vite, i grappoli dell'uva, motivi floreali oppure figure di animali, prevalentemente uccelli. Fino a qualche decennio fa, le ricamatrici che lavoravano per le botteghe artigiane ricevevano un compenso stabilito sulla quantità di matasse di filo che impiegavano per la creazione dei ricami. Purtroppo, nonostante i tentativi di istituire scuole per preservare l'arte di lavorare il filet, le giovani donne non sembrano più disposte ad appassionarsi al ricamo, ad una vita dal sapore antico, quasi inconciliabile con le esigenze dettate dal progresso. Oggi, questa antica usanza, nota e praticata anche in altre regioni italiane, sembra spegnersi sempre più. Qui a Bosa è perpetuata solamente dalle donne anziane, che offrono i loro prodotti direttamente ai turisti, spesso attratti dalla bellezza di questi lavori artigianali,
ma ignari di acquistare un pezzo di storia sarda che tra non molto potrebbe scomparire. A nord della Sardegna, quasi al centro del vasto golfo dell'Asinara, un modesto ma importante colle racconta l'illustre passato e il dominio della Repubblica Marinara di Genova. Furono i Doria, una potente famiglia genovese, a fondare intorno al 1100 d.C. la fortezza che ancora oggi domina la sommità del colle. Tutt'intorno alle pendici del castello si è poi sviluppato il centro abitato e per molti secoli, fino al 1869, sarà possibile raggiungerlo solamente via mare. Da circa 250 anni il vivace centro abitato, arroccato sulla collina e affacciato sul mare, porta il nome dell'isola che lo ospita, Castelsardo. Fra le robuste e antiche mura, dalle abili e pazienti mani delle artigiane casalinghe, prende forma il cestino di Castelsardo. In questo borgo medievale l'arte della cestineria affonda le radici in tempi lontani, quando la materia prima, la palma nana, abbondava nelle vicinanze e a ridosso delle coste rocciose della Sardegna settentrionale. Le tenaci artiste trascorrono intere giornate creando cestini di piccola o media grandezza e solo sporadicamente creano manufatti di grandi dimensioni. Coloro che visitano Castelsardo amano curiosare fra le antiche viuzze e portare via con sé, talvolta in luoghi lontanissimi del pianeta, cestini dalle caratteristiche uniche per i motivi che ritraggono e per i materiali con i quali sono stati creati. La palma nana, prima di essere utilizzata per creare il cesto, deve essiccare e successivamente essere resa meno rigida. Da alcuni decenni sono pochissimi i contenitori prodotti con le foglie della palma nana, la maggior parte è costruita con la raffia naturale importata dalla lontana isola africana del Madagascar. I sottili, morbidi e robusti filamenti di raffia sono ideali perché estremamente maneggevoli e facili da lavorare. Sia nelle parti rotondeggianti che in quelle angolari cedono il tanto giusto per garantire compattezza, uniformità e lunga durata nel tempo. Per i più piccoli assistere la mamma o la nonna durante il lavoro risulta essere nient'altro che un gioco fra cesti e ampolline colorate. Per le bambine rappresenta anche qualcosa in più. Sono i primi approcci ad una passione che probabilmente le accompagnerà per tutta la vita. Io ho imparato da piccola dalla mia nonna, perché lo facevano tutti i cestini in questa casa. Lo faceva la nonna, la mamma, le cognate, tutti quelli che ci sono abitati, insomma. Il cestino di Castelsardo è un'arte antica che le donne hanno imparato sin da piccole, io ho imparato a 5 anni forse. E i cesti sono nati perché servivano in agricoltura per mettere la frutta, per mettere il pane, per mettere, anzi come corredo addirittura le donne quando si sposavano ne avevano una serie, grandi e piccoli, serviva appunto per mettere la farina e tutto quello che ci voleva per fare il pane. E i primi cesti si sono fatti con la palma nana è questa. È un arbusto mediterraneo che cresce qui spontanea.
I contadini andavano in campagna e ne prendevano 5 o 6 germogli da un grande cespuglio, perché altrimenti la pianta moriva. Adesso è protetta e non se ne può prendere più di tanto. È protetta soprattutto perché i giovani, non sapendo come tirarla, prendevano la roncola e tagliavano tutto il cespuglio. E questo era male, perché poi la pianta non cresceva. La palmanana appunto è bella perché è molto robusta. Infatti i cesti fatti con la palmanana durano anche 100 anni. Io questo ce l'ho perché mio marito ha una campagna e la coltiva per me. Ecco, è solo un pochino, tanto per farne qualcuno. Adesso abbiamo cambiato materiali e usiamo la raffia, che è molto più morbida da adoperare. Ecco, è questa che sto lavorando io in questo momento. La raffia l'hanno introdotta i contadini per legare le viti. Viene dal Madagascar ed è molto bella da lavorare perché è sottile, quindi si presta bene a fare questo tipo di lavoro. Noi cerchiamo di proteggere la natura come possiamo. I sardi sono molto attaccati alla loro terra e quindi cerchiamo in tutti i modi di salvare queste belle piante che abbiamo. Questa donna mi ha particolarmente colpito. Non solo per le sue doti artistiche, ma soprattutto per il suo modo di fare dolce e gentile. Potremmo pensare che sorrida per la presenza della nostra troupe, ma in realtà ci rendiamo conto che il volto disteso e colmo di teneri sentimenti è motivato dalla sua grande passione per questo lavoro. Nella Sardegna centro-occidentale, nella provincia di Oristano, le rilevanti testimonianze del passato non sono rappresentate solo dai millenari edifici nuragici, ma da qualcosa che l'uomo ha creato per nutrirsi e vivere in questo ambiente particolare. Il territorio oristanese è noto per la presenza di numerose zone umide che godono di una vivacità insolita. Molte specie di uccelli vivono qui tutto l'anno. Altre sostano in questi stagni solo in occasione della lunga migrazione che dall'Africa li condurrà nel nord Europa e qualche mese più tardi quando saranno di rientro nel continente equatoriale. Questo ambiente ricco di avifauna da sempre ha rappresentato un'indispensabile forma di sussistenza per la popolazione locale e ha svelato un'altra caratteristica dei sardi della costa, la loro abilità per la pesca nelle acque interne. Tuttavia, muoversi negli acquitrini, spesso in pochi centimetri d'acqua, non è molto semplice e sicuramente era ancora più complesso nel passato, quando non solo gli stagni, ma anche le terre limitrofe erano paludose e impraticabili, ricche di meandri, anse e aperture inaspettate tra i folti canneti, ornati da giunchi e tife. La necessità di muoversi fra questi inospitali ma pescosi stagni ha determinato la nascita di un'imbarcazione tradizionale che alcuni indicano come una creazione autoctona frutto dell'estro dei pescatori sardi, mentre altri ritengono possa avere avuto origine in coincidenza con l'arrivo dei Fenici lungo le coste sarde, forse giunti proprio con le loro piccole imbarcazioni costruite con fasci di canne di papiro, tenuti insieme strettamente da corde vegetali. A Baratili San Pietro, un piccolo centro abitato nei pressi di Oristano, Efisio Canu e suo figlio Pietro sono insieme a pochi altri gli ultimi custodi di una tradizione orale che, nata per esigenze di vita, nel tempo ha assunto sempre più i connotati di un forte orgoglio personale da tramandare ai propri figli. Non seguire la tradizione dei padri e dei nonni significava fare un torto ai loro antenati. Era pertanto motivo di orgoglio imparare il mestiere che il padre stesso faceva, oppure seguire tradizioni legate ad alcuni aspetti della loro vita. Pronte, suor Vaschi? Allora,
Io dai che ne ho pressi. Una di queste racchiude i segreti dell'antica arte di creare i fassonis, divenuti oggi il simbolo di quest'angolo di Sardegna. Fassonis significa letteralmente fasci di pianta palustre. Il riferimento è mirato ad una particolare specie di giunco lacustre chiamato localmente feu o fenu. Nel passato cresceva in abbondanza in tutta la zona umida del Sinis. Oggi è possibile trovarlo solo in alcune aree intatte lungo i corsi d'acqua. Per costruire un fassone in grado di navigare è indispensabile seguire determinate regole e procedure utili per rendere l'imbarcazione leggera e galleggiante. Per raggiungere questi obiettivi è molto importante conoscere i periodi vegetativi della pianta e tagliarla solo in un certo periodo dell'anno che va dalla metà di giugno fino alla metà di luglio. Dopo il taglio la pianta deve essiccare per circa 2 settimane. In questa fase è molto importante che non riceva neppure poche gocce d'acqua piovana, in quanto ammuffirebbe immediatamente e diverrebbe inutilizzabile. Quando la materia prima è pronta, si procede alla costruzione. Le piante spugnose al punto giusto sono suddivise in piccoli fasci, corrispondenti più o meno alla portata delle mani quasi giunte. Posti di fianco l'uno all'altro, i fasci più piccoli formano uno scafo dal fondo piatto largo circa 1 metro. Per legare gli steli qualcuno utilizza ancora corde vegetali, altri, per praticità, hanno adottato le corde sintetiche. I fasci lunghi circa 4 metri determinano anche la lunghezza massima del fassone. La prua risulta leggermente curva verso l'alto affinché la barca non incontri resistenza durante la navigazione, mentre la poppa è piatta per renderla più stabile. La lavorazione non è semplice e neppure veloce. Sono necessari alcuni giorni per ultimarla. Nelle fasi finali vengono rafforzati i 2 lati a dritta e a babordo, rispettivamente i bordi superiori sul fianco destro e sinistro del fassone. Questo avviene per garantire una maggiore stabilità durante il rollio, quel movimento che tutte le imbarcazioni compiono lungo il loro asse longitudinale, ondeggiando da destra verso sinistra e viceversa. Sebbene i fassonis non siano più utilizzati per la pesca e la caccia in laguna, Pietro e suo padre hanno offerto alla nostra troupe la possibilità di girare alcune sequenze che ricordano il passato. Osservare il fassone mentre naviga è davvero emozionante, anche perché qualcosa di simile può essere ammirato nel mare Mediterraneo, ancora oggi, dopo alcuni millenni, solamente qui in terra sarda e lungo le sponde del fiume Nilo in Egitto e nel nuovo continente sulle Ande peruviane, nel lago Titicaca. Nell'Oristanese queste graziose e funzionali compagne di vita conducevano gli uomini nei luoghi che, grazie all'esperienza o ai suggerimenti dei pescatori più anziani, erano noti per essere i più pescosi, e lì calavano le reti. La pertica utilizzata per spingere l'imbarcazione risultava essere anche un prezioso strumento per battere con violenza l'acqua e le canne, così da stanare i pesci e spingerli verso la rete. Le prede più comuni erano diverse specie di muggini, alcune pregiate, altre meno ma ugualmente commestibili. Spesso nelle fitte maglie della rete finivano anche grossi pesci, inadatti per essere consumati. Solo grazie alla passione di poche persone, noi che viviamo nell'era della modernità, dei cambiamenti repentini dati dalla tecnologia,
possiamo documentare e mostrarvi il sapore della vita che era fatta di cose semplici, essenziali e che forse producevano maggiore soddisfazione e felicità. Nel sud della Sardegna, lungo la costa occidentale della provincia di Cagliari, incontriamo Virgilio Meloni, l'ultimo costruttore di pipe. Mi rallegra sapere che le creazioni del meticoloso e simpatico maestro pipaio non vengano utilizzate per fumare, sebbene siano perfettamente in grado di farlo. La completa manualità con la quale sono costruite permette di ottenere pezzi unici di grande pregio, molto ambiti dai collezionisti. L'originalità di queste pipe deriva non solo dai metodi della lavorazione tramandati da diverse generazioni, ma soprattutto dai materiali utilizzati, reperiti in natura. Coloro che danno grande valore alle ricchezze ambientali le utilizzano razionalmente anche quando questo avviene in piccolissima scala, come in questo caso. Virgilio deve recuperare alcuni tronchetti di sambuco. È sorpreso di vedere nuovamente le piante in fiore, visto che siamo nel mese di novembre. Normalmente la fioritura avviene ad agosto. I piccoli tronchi hanno la corteccia bruno-cenere con lenticelle e sono particolarmente adatti per essere trasformati in funzionali cannelli per le pipe, dato che all'interno di essi si trova un midollo spugnoso bianco facilmente asportabile. Le piante di sambuco crescono abbondanti in questo territorio, ma questo non cambia il concetto che quest'uomo ha delle risorse ambientali. Sebbene abbia a disposizione molti arbusti, non sradica o distrugge la pianta, ma semplicemente asporta solo i piccoli rami che dovrà utilizzare, permettendo così alle generose piante di rigenerarsi. Presta anche particolare attenzione alle altre forme di vita che spesso si mimetizzano tra le verdi foglie del piccolo albero. Nell'entroterra, a pochi chilometri dalla costa, recupera una piccola quantità di terra bianca. Questa modesta dolina, libera dalla vegetazione, cela nel sottosuolo una morbida e malleabile massa terrosa. La tonalità, la purezza e la forte coesione rendono questa terra particolarmente adatta alle esigenze del mastro pipaio. Per donare la giusta colorazione e la dovuta consistenza al corpo della pipa è necessario trovare anche la terra rossa. Non è raro incontrare questo tipo di argilla, soprattutto lungo il litorale, ma raggiungere la riva del mare in questi luoghi spesso impervi non è facile. Virgilio si muove con sicurezza e decisione, accompagnato dal tiepido sole autunnale della Sardegna, fino a quando incontra una piccola zolla di terra scampata alla furia periodica delle mareggiate. Ne asporta una piccola quantità e verifica la consistenza che possiede. La scelta della materia prima è determinante. Qualora utilizzasse un tipo di terra non adatta, potrebbe non amalgamarsi omogeneamente durante la lavorazione e rivelare delle crepe che renderebbero vano tutto il lavoro. Al tatto questa risulta essere buona, ma lo scrupoloso artista preferisce testarla bagnandola con l'acqua del mare. Entusiasta afferma che questa è perfetta, perché oltre ad una buona colorazione e duttilità contiene pochissime impurità, condizione quest'ultima che faciliterà la fase di filtraggio.
I rigidi tronchetti di sambuco, prima di essere scavati all'interno, devono assumere una posizione curva. Virgilio sfrutta i robusti ferri di una vecchia ringhiera e lascia che siano piegati dal tempo. In estate sono sufficienti circa 30 giorni, in inverno almeno 2 mesi. Mettiamo un paio di litri d'acqua sul vaso. Cominciamo ad aggiungere la terra bianca, mista col marroncino, ancora bianca, marroncina, questa la rompiamo, una zolla grande. La fase più delicata di tutto il lavoro è sicuramente la preparazione dell'argilla. Il meticoloso artigiano mescola all'interno di un recipiente con acqua i 2 diversi tipi di terra. In questo caso dosa equamente le parti in modo tale da ottenere un colore molto vicino al nocciola chiaro. Nelle ore successive elimina scrupolosamente le impurità in sospensione. Dopo circa 5 ore la terra si amalgama ed è pronta per essere filtrata. Sì, pronta. Se mi vuoi dare una mano col colino, Cinzia, facciamo la colatura. Il composto viene colato all'interno di una sacca di tela che trattiene la materia prima utile, permette un rapido deflusso dell'acqua in eccesso e favorisce una lenta evaporazione e un conseguente progressivo essiccamento dell'impasto. Ecco, facciamo l'ultimo colino, così l'abbiamo tolta tutta l'impurità dalla nostra terra per le pippe. Il filtraggio permette di trattenere ed eliminare anche minuscole impurità, condizione questa essenziale per impedire che le pipe crepino durante la fase di cottura quando sono sottoposte a temperature molto elevate. La sacca rimarrà esposta all'aria aperta per circa 2 mesi, al termine dei quali l'impasto avrà perso tutta l'acqua e il suo volume sarà dimezzato. Allora Davide, queste sono la pasta che mi sono preparato un paio di mesi fa, 2 mesi per l'esattezza. L'altra che abbiamo messa invece deve stare 2 mesi, 60-70 giorni, dipende dal tasso d'umidità. Sbatte così, a volte che non ci siano bolle, e diventa più compatta. Questa è pronta per la lavorazione delle pipe.
Potrebbe apparire tutto così semplice, ma in realtà si tratta di modellare, forare, smussare e non ultimo bypassare il fornello in modo da renderlo comunicante con il foro dove alloggerà il cannello. Per svolgere queste operazioni è richiesta grande abilità ed esperienza, ma anche una straordinaria dose di pazienza, dal momento che solo per plasmare e scavare l'argilla è necessario lavorare tutta una giornata, al termine della quale le sagome delle pipe sono lasciate ad essiccare. Ma prima di ciò sono accuratamente decorate, ciascuna in maniera differente, e poi firmate. Qualche giorno più tardi, le forme sono perfettamente asciutte e pronte per la cottura. Sono ancora piuttosto fragili e devono essere maneggiate con cura, fino a quando non saranno temprate dalla silenziosa ma potente forza del fuoco, capace di renderle robuste, resistenti, quasi eterne come le rocce. Adagiate sopra una griglia riceveranno il calore sia dalla brace sottostante che da quella che le ricopre. Questo sistema permette di ottenere elevate temperature, fino a raggiungere quella ottimale di circa 900 gradi centigradi. Sottoposte a questa notevole escursione termica, le pipe diventano incandescenti e rivelano la perfetta esecuzione delle precedenti fasi di preparazione dell'argilla. Se qualcuna possedesse anche solo un piccolo granello di impurità, a questo punto si spaccherebbe e diverrebbe inutilizzabile. Il fuoco pietrifica l'argilla, ma lascia anche dei residui che devono essere rimossi. Ha così inizio una serie di operazioni che renderanno la pipa attraente anche dal punto di vista estetico. La superficie esterna, rivestita con la cera d'api, risulterà lucida e gradevole. È giunto il tempo di preparare il rivestimento d'ottone che in parte avvolgerà il corpo della pipa. Questa caratteristica, insieme al nome del paese che conserva questa tradizione, identifica tale manufatto. Sapipa lutonara, letteralmente la pipa ottonata, chiamata anche sapipa teuladina, la pipa di Teulada, rappresenta molto più di un semplice oggetto nato dalle abili mani dell'uomo. Dimostra come il desiderio di creare, pianificare, scoprire sono un'appassionante componente della natura umana. Non ce n'è una uguale, perché sono rigorosamente fatte a mano. Ci ricordiamo da quando abbiamo cercato i cannelli di Sambuco sulla campagna, poi a cercare la terra e la colatura e tutto quanto. Dopo tanto tempo, guardi come arriva la pipa lavorata, è una cosa come ai vecchi tempi. Tutto era rustico, tutto era così elementare. Mi dispiace che i giovani non abbiano più la pazienza che avevamo noi una volta. Purtroppo questa arte antica sta scomparendo. Io sono rimasto l'ultimo costruttore di pipe. La Sardegna, nonostante sia una regione che ancora conserva i tratti del passato, è anche una terra in pieno sviluppo, moderna e accogliente. Coloro che non hanno mai conosciuto la Sardegna e il popolo sardo, quando lo faranno resteranno colpiti dal carattere speciale degli isolani, dal forte attaccamento alla famiglia e alla loro terra circondata dal mare. La vita tradizionale che abbiamo osservato in questo documentario oramai può essere apprezzata solo in piccola scala e non sappiamo ancora per quanto tempo. Forse nel prossimo futuro i bambini potranno conoscere questi valori culturali solo attraverso le fredde teche dei musei.
Forse qualcuno racconterà loro quanto fossero abili le mani di coloro che creavano questi oggetti, poi spetterà alla loro fantasia capire come questo avveniva. Purtroppo l'arte di intrecciare, filare, unire i fasci vegetali, l'interagire dell'uomo con quello che la natura gli offre, deve confrontarsi con i tempi di realizzazione particolarmente lunghi e le esigenze di un mercato che preferisce le imitazioni, di gran lunga più economiche, ai prodotti realizzati a mano. Queste e altre condizioni hanno decretato la scomparsa, insieme ai vecchi artigiani, di una vita che è rimasta pressoché immutata per molte centinaia di anni. Sono oramai una rarità i giovani che amano perpetuare le antiche usanze, siano esse artigiane, tradizionali o legate alla musica. Mauro è uno dei pochissimi giovani che hanno deciso di perpetuare l'uso e la musicalità della launedda, uno strumento a fiato fra i più antichi nella cultura sarda. Le note melodiche, quasi nostalgiche del piccolo artista vogliono essere un monito e un invito a custodire la cultura del passato. I giovani devono guardare avanti nella loro vita senza trascurare o ignorare la saggezza dei loro antenati che tanto fecero per passione o per necessità, affinché noi oggi potessimo conoscere le gioie e i sacrifici della loro generazione, permettendoci di apprezzare anche l'umile ma pregevole arte del popolo della costa.